Fine settimana dalle temperature roventi arriva a Nerone l'anticiclone africano che porterà caldo su tutta l'Italia, in particolar modo nella nostra Sicilia si arriverà a toccare punte che sfioreranno i 40 gradi. L'ondata in arrivo, dicono gli esperti meteorologi, sarà la più intensa dell'estate. Caldo di certo che non aiuterà soprattutto gli anziani costretti a fare conti con la grande afa che imperversa nelle nostre città. Ecco alcuni consigli per non farsi cogliere impreparati dal caldo. Non uscite nelle ore di punta tra le 12 e le 16 per evitare l'insolazione. Bevete almeno 2 litri di acqua al giorno, indossate abiti leggeri, preferite cibi che non vi fanno sentire appesantiti come frutta e verdura di stagione, ad esempio melone e albicocche, che oltre a rinfrescare forniscono vitamine e sali minerali. Intanto per la giornata di oggi il Dipartimento regionale della Protezione Civile ha diramato il bollino giallo per rischio incendi e ondate di calore per 3 delle province della Sicilia, tra cui quella di Agrigento. La pericolosità del rischio incendi è alta, il livello di allerta è quello di attenzione.